Oggi, 20 novembre, si celebra in tutto il mondo la giornata mondiale dei diritti dei bambini. Se tutti i bambini del mondo hanno gli stessi diritti, qualsiasi sia il loro sesso, luogo di nascita, religione o lingua e condizione sociale, lo si deve alla Convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite appunto lo scorso 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia il 27 maggio 1991 con la legge numero 176. Quest'anno la festa cade in tema di Covid-19 ed è più importante parlare dei diritti dell'infanzia. Sì, assolutamente. Oggi, 20 novembre, ricorre la giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che in Italia è stata ratificata nel 91 a seguito della Convenzione ONU proprio firmata sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, firmata e approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989, quindi 31 anni or sono. Si celebra proprio in tutti gli angoli del mondo proprio per sancire il diritto alla vita, il diritto alla sopravvivenza, allo sviluppo e soprattutto alla non discriminazione in nessun modo e per nessun motivo dei bambini, perché bambini di tutto il mondo, come sappiamo, in qualsiasi parte del mondo siano nati e dove siano nati, abbiano, a prescindere dal luogo di nascita, religione e lingua, nei medesimi diritti, cosa che insomma soprattutto in questo periodo che stiamo vivendo viene acuita ancora di più, questo desiderio di tutelare e di proteggere questa intera generazione, questa fetta di generazione che in questo momento storico sta soffrendo parecchio. In questo momento di Covid il problema anche degli abusi ai minori viene in un certo senso anche ad aumentare per via magari delle ristrettezze che ci sono nei movimenti? Assolutamente, questo è un momento particolarmente buio in quanto questa situazione di emergenza da Covid colpisce a seconda dell'appartenenza sociale e geografica naturalmente tutta la popolazione e anche i bambini, gli adolescenti e i minori, proprio in virtù del fatto che si mettono in rilievo ancora difficoltà e differenze. Infatti associazioni come Telefono Azzurro, Save the Children segnalano che è importante sostenere oggi il loro lavoro proprio perché essi sono vittime ancora oggi in tutte le parti del mondo di violenze, di abusi, di discriminazioni, di emarginazioni e soprattutto vivono condizioni di enorme disagio. Ricordiamoci che naturalmente non tutti i minori hanno la fortuna di vivere circondati dall'affetto di una famiglia e dei genitori e non tutti frequentano la scuola e proprio per questo è necessario intervenire assolutamente fin dalla base. Non tutti sanno che esiste da diversi anni ad opera insomma dell'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza una carta dei diritti dei figli di genitori separati che oggi vengono discriminati meno rispetto a quanto accadeva prima. Infatti adesso, ispirata proprio sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ci sono coinvolti molti settori, il giuridico naturalmente, quello dove si opera, dove io opero, quello sociale e psicologico, proprio per aiutare i genitori e i figli di genitori separati. Naturalmente le difficoltà hanno coinvolto, soprattutto in questo periodo in cui i minori sono a casa, perché essi che prima avevano modo di uscire, di interagire maggiormente, adesso sono più ristretti sia nell'ambito familiare, ove naturalmente non sempre ci sono contesti rosei, ma ci possono anche essere contesti di difficoltà. Però ricordiamolo a tutti che ci sono associazioni Onlus come il Telefono Azzurro e Save the Children che sono fondamentali in questa fase delicata che stiamo vivendo. Per concludere, mi sento rincuorata intanto dal fatto che anche il governo è stato sensibile a questo tema della giornata odierna. Infatti come ricordiamo i presidenti delle Camere Fico e Casellati hanno inviato un videomessaggio proprio per la giornata nazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, in cui esortano sempre una garanzia ai bambini di un sano sviluppo e garantire opportunità di crescita. Poi anche un'iniziativa graziosa da parte degli psicologi nell'ambito sempre della giornata mondiale dei diritti dei bambini, che ha suggerito e ha invitato tutti i comuni italiani ad illuminare proprio nella serata di venerdì 20 novembre 2020 i siti più significativi di ciascun comune con il colore verde, perché scelto proprio perché è il colore che richiama quel concetto di vita, di vitalità, che è proprio insito nello spirito dei bambini, che ricordiamo ci sono naturalmente la nostra
il nostro fiore più profumato, sono insomma le querce del nostro domani.